Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 35, campionato B-Win, la salvezza del Padova contro quella del Porto Gruaro, 5 punti di differenza tra Del Canto e Agostinelli e tante motivazioni per un derby veneto dal forte significato. Padova in serie positiva da 3 gare, che cerca sotto gli occhi di Ciro Ferraro una vittoria per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolo. La cura del Canto ha portato una vittoria a pescare 2 pari, ma ora serve vincere in casa contro un Porto Gruaro ritrovato che sta bene e che non perde la trasferta di Varese. Il Padova perde Renzetti nel scaldamento, gioca Trevisan, gioca una sola punta invece il Porto Gruaro con Cunico e Scozzarella in appoggio. Comincia subito il Padova in avanti, pallone buono per Ardemani, per Alshawiri, esterno destro, pallone fuori, grande occasione subito al minuto 16 per il Padova. Ecco il replay, Ardemani che recupera il pallone, subito prima attenzione per l'egiziano Alshawiri, pallone fuori, risponde subito il Porto Gruaro con Tarana, tiro deviato proprio da Trevisan, pallone in calcio d'angolo, grande intuizione di Scozzarella, dall'angolo ancora Scozzarella, pallone lungo sul secondo palo, l'inserimento di Tarana, stoppa giù col petto, tiro di destro fortissimo, palla in rete, Porto Gruaro in vantaggio, grandissimo il gol di Emiliano Tarana, la seconda rete in questo campionato, rete davvero bella, tiro potentissimo con l'esterno destro, fermo Cano, non può fare davvero nulla. Perfetta l'esecuzione dell'esterno di Agostinelli, poi ci riprova ancora il Porto Gruaro, tiro che rimane lì, arriva Cunico che prova ma blocca Cano, facile per lui la conclusione. Poi ancora il Porto Gruaro, pallone buono ancora per Altinier, pallone alto deviato da Rossi, grande occasione ancora nel finale di tempo per il Porto Gruaro. Si comincia subito con Padova in avanti, Crespo prova dall'esterno, intervento falloso di Cibocchi, Stefanini viene richiamato da Ficante, calcio di rigore, si lamentano i difensori del Porto Gruaro, ecco il replay, netto però l'intervento di Cibocchi su Crespo, dal dischetto si presenta Italiano, pallone da una parte, Rossi dall'altra, palla in rete, 1-1, rete importantissima quella di Italiano, subito al secondo minuto pareggiare i conti. Poi ancora Crespo, rimessa lunghissima, pallone area di rigore, ancora Italiano, grande esecuzione ma grande la parata ancora di Rossi che dice no alla doppietta di Italiano. Padova in crescita, Padova che ci prova ancora con Alshawiri, grande intervento ancora una volta di Rossi a dire di no al raddoppio del Padova. Ottima intuizione De Paolo, ma grandissimo anche l'intervento di Rossi, calcio d'angolo, Trevisan in area piccola, salta più in alto di tutti, ancora una volta su Cibocchi, poi si lamenta col pubblico di casa che lo aveva preso di mira, lui risponde così, segnando la rete del 2-1, rete importantissima al minuto 35 da calcio d'angolo di Rabito, pallone dell'area piccola, salta più in alto di tutti, immobile Rossi, forse qui ha qualche colpa anche Cibocchi, si lascia sorprendere, poi Italiano contro il piede del Padova, lancio per De Paola, stop, mette giù 2 passi in l'area di rigore, sinistro, fortissimo, pallone dentro, minuto 42, capriole per lui, capriole per il Padova, Padova 3, Porto Gruaro 1, incredibile, il Padova dallo 0-1 riesce a cambiare la partita e a segnare anche grazie a De Paola il 3-1, rete bellissima, potente il suo sinistro, poi prova ancora Porto Gruaro, c'è la rovesciata di Altinier, siamo al minuto 49, c'è il fischio finale di Stefanini, prima vittoria di Alessandro Del Canto a Leuganeo, vittoria fondamentale per la salvezza del Padova che sale a 45 punti,